brilla la vita per prima e per prima la spegne se manca. L'acqua è la linea che traccia l'evoluzione e quassù, dalle Dolomiti all'Adriatico, la traccia è lui o lei, il Piave che mormorò di non passare allo straniero o la Piave che consigliò ai paleoveneti di fermarsi proprio qui. Sue le spade a Belluno, suoi gli scaletti a Caprile e le chiavi di Cibiana, sue le asce zoldane e le pietre molari di Tisoi, sua la via più facile per trovare Venezia. D'altronde è lì, di fianco al suo scorrere, che si iniziava a fare. Lo sa bene e bene lo racconta Gianni De Vecchi, maestro in pensione che la storia prima la ricostruisce, poi la dispensa. Lavoravano tutti i giorni della settimana e facevano 12 ore. 12 ore le faceva uno di giorno e 12 ore di notte, e inverno e estate, cioè le seghe funzionavano sempre. Acqua trista, buona e forte, racconta Gianni Secco. Trista quando monta rabbiosa distruttrice allagando i calendari del 1800, buona quando disseta l'agricoltura, forte quando è motore di segherie, mulini, folli e maglie. A un certo punto subentra l'energia elettrica e quindi tutto quanto cambia, nel senso che anche i mulini non c'era più bisogno che tutti questi stabilimenti fossero vicini al cordevole. Se trovi l'acqua, non la lasci, come i gemelli Naldo, accomodati su un loro sofà, che dalle sponde del ruvido cordevole, oro trasparente per il ferro della Valle Imperina, mai se ne andrebbero. Il nonno era falegname e il papà e lo zio hanno voluto continuare questa strada e l'hanno sempre portata avanti. Poi siamo entrati noi figlie, un'azienda di famiglia. Riceviamo i complimenti da tutti i nostri clienti. Guardano fuori dalle nostre finestre e vedono praticamente dei quadri, vedono le montagne, i giardini in fiore e noi siamo in un paradiso. Del Lardo, che sposando la Piave diede alla luce Belluno, è invece innamorato Michele Cassol, suo pirata da bimbo e suo studioso da grande. Pieno di natura e anche pieno di avventura, perché è pieno di forre, pieno di situazioni particolari, di posti dove si può andare veramente a esplorare, ci si sente proprio fuori dal mondo nonostante si sia a pochi minuti dalla città. E anche forse così, ecco, per fare rima con natura e avventura, è anche un po' la paura, ecco, perché è un corso d'acqua di montagna, è un corso d'acqua che quando diciamo in montagna nella zona dello Schiara piove molto, esce con portate molto forti, esce dalle forre con molta forza e quindi ha una capacità erosiva di trasporto eccetera che è notevolissima, quindi in questo senso anche un corso d'acqua da stare attenti, ecco. Ogni gomito una parlata, ogni forra una carica esplosiva temuta a valle, storie e storia, ancora, di un torrente mai promosso al grado di fiume, ma che per impeto, orgoglio e tenacia rende merito al gelido Schiara che lo battezza e al Piave che lo accoglie. Lì ancora una pescheria, poco distante un ristorante che di una sua roggia ne ha fatto la dispensa. E poi il bus del Buson, dove il rumore dell'acqua operaia, dopo anni di scavi, ha lasciato eco e teatro agli incredibili canti di un festival unico, Armonie, che ogni estate conduce la musica nella cassa armonica di uno Stradivari di pietra. Infine, come in principio, lei, la Piave,
resa maschio per poter partecipare alla guerra. Un fiume che a vederlo oggi, stanco per una vita passata a muovere aziende e abbeverare paesi, non parrebbe custode di così tanta storia. Eppure nessuno come lui, sacro, come l'acqua, fonte e risorsa, per chi si è fermato, dissetandone le radici, e per chi è di passaggio, dandogli ristoro. Casa per il residente, strada per il turista, fonte e risorsa per il paesano e per il viandante.